Monte Veronese dove non è arrivato il calcio. In verità Verona e Vicenza sono due città, diciamo, divise da un pallone e sotto un pala Resitali si rincontrano. E si rincontrano in che modo? Parlando di Monte Veronese e di Durello. Quindi Durello è questa piccola denominazione, giusto Enrico? Però descrivi a te perché sennò io non mi sono preparato in verità, sono qua più che altro per cenare. Sei il solito infiltrato. Allora sì, sappiamo che il Durello, come dire, parte da distante ma arriva ai giorni nostri con un'enfasi che non ha mai conosciuto prima, ed ecco che giustamente il diretto, grazie, l'uomo del monte. Quando si dice uomo del monte ho sempre un po' di paura. Dunque, parliamo di un vino che giunge veramente da lontano, però dovete sapere appartiene ai veronesi, perché è l'unica bollicina tout che possiamo annoverare di diritto come, diciamo, facente parte integralmente delle DOC che ci appartengono. Conosciamo 10 consorzi che insistono su tutto il territorio veronese. Un'altra cosa da dire è che l'interprete della tavola magnifico, che stasera l'abbiamo abbinato appunto al Monte Veronese. Tu stai già con la bottiglia in mano, mi fai sempre paura. Ecco. Via. No, devo soltanto dire che adesso apriamo, passo la parola a Gianluca. E soprattutto una cosa, questa sera trovate il Durello, che è importantissimo, che l'abbiamo trovato sia nell'aperitivo con formaggi a latte vaccino e a formaggi stagionati, e soprattutto lo troviamo anche dopo con un risotto col tartufo della Lessinia. Dunque vale a dire una bollicina che è bella come aperitivo e accompagna anche ai piatti più strutturati. Dunque osate, siate curiosi e provate il Durello in tutte le sue sfaccettature. Una bollicina che si troverà anche nella nuova guida ai vini di Verona, in uscita proprio questo sabato in abbinata con il nostro quotidiano L'Arena. Un'edizione 2018-2019 che va a premiare i 100 migliori vini veronesi. Facciamo un cin, nel frattempo voglio salutare, dato che ci hanno raggiunto qui sul palco, il direttore del Consorzio del Soave Lessini Durello, Aldo Lorenzoni, del Durello e basta, va bene? Questa sera così, buonasera, e poi il presidente del Consorzio del Monte Veronese, Alfonso Albi, neoeletto oltretutto. Allora abbiamo davvero una grande eredità, quella che si porta sulle spalle, Alfonso, però tanti progetti per il futuro per lanciare questo prodotto, questo formaggio, magari anche a livello internazionale. Visto che parlo di eredità, volevo ringraziare i miei predecessori che mi hanno aiutato e ancora mi aiutano e mi consigliano. Ringrazio il padre di Italy e Isola Scala per averci dato questa opportunità, ringrazio il Lessini Durello perché io ne bevo e mi piace, perciò si abbina in un modo fantastico al nord formaggio. Progetti per il futuro ce ne sono tanti, adesso 2 o 3 mesi che ho letto, questa è la mia prima intervista ufficiale in TV, che vi ringrazio, abbiamo tante idee in mente per la prossima stagione, sia per l'Italia, per l'Orindano, ma anche qualcosina per l'estero. Mi tengo sulle spine e con calma saprà tutto questo. Ci terremo aggiornati, quindi Aldo Lorenzoni una breve battuta, per il bicchiere in mano, ma tengo io il microfono. Anche per il Durello naturalmente tanti progetti, abbiamo invitato tanti amici giornalisti proprio per raccontare cosa faremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Già oggi siamo a Bologna per una manifestazione dedicata alla longevità dei vini bianchi in contemporanea, quindi una bella cosa. Torniamo a Bologna venerdì con 12 aziende allo Scrambler Ducati, quindi un locale di riferimento per Bologna proprio nel centro, con 12 aziende venerdì di questa settimana, e poi via via tantissime altre iniziative fino a Vicenza, fino a 26, 27, 28 ottobre. Direi li faremo grandi cose. Cin, allora davvero complimenti e buon lavoro. Questa sera si parla anche di importanti presidi slow food che riguardano questo territorio, la Bassa Veronese, un territorio davvero straordinario. Infatti abbiamo assaggiato nell'aperitivo anche la stortina veronese.